Quinta corsa, premio Ippodrom Cesena, una categoria GF. Per cavalli anziani sono in 10 al via dopo il ritiro del numero 3, 1 Ultimo Lord, Emanuele Ossani, 2 Pedro Almodovar, Maurizio Visco, 4 Ardimentosa Luis, Maurizio Cheli, 5 Severino, Giulio Deschi, 6 Villeroy, Aniello Vitagliano. Questa è la prima fila. In seconda 7 Vegas Cloud, Marco Stefani, 8 Zarax, Marcello Di Nicola, 9 Trinidad Sledi, Paolo Scamardella, 10 Tarek, Salvatore Valentino e 11 Ultrasgrif, Andrea Vitagliano. Rapporto di scuderia tra i numeri 6 e 11. Stacco della macchina, velocissimo Villeroy con Aniello Vitagliano, prende il comando. Davanti a Ardimentosa Luis, poi Severino all'esterno, Ultrasgrif che sicuramente vorrà andare a chiedere strada. Siamo sulla curva con Villeroy al comando. Primi 200 metri veloci in 14 e mezzo, si è adeguato all'esterno il numero 5 di Severino, seconda la corda è Ardimentosa Luis, a precedere Tarek, terzo alla corda, poi vediamo Trinidad Sledi e Ultrasgrif che sta in schiena a Severino e quindi si sistema in seconda pariglia dopo 400 metri passati in 29 sì e 6. Siamo ormai al compimento della seconda curva, arriviamo al paletto dei 600 metri in 45-3, primo passaggio davanti alle tribune, si sono formate diverse pariglie, la prima con Villeroy affiancata da Severino, poi il numero 4 di Ardimentosa Luis con di fuori Ultrasgrif, il 10 numero di 9, Tarek con ai fianchi l'8 di Zarax. 15-1 qui davanti alle tribune, primo giro in 1 minuto e 4 decimi, siamo ormai a compimento del chilometro passato dal battistrada in 1:15:9. Ultrasgrif ancora si lancia in terza ruota in questo momento, si aumenta il ritmo, viene deciso l'allievo di Andrea Vitagliano che affianca il compagno di colori e anzi passa in vantaggio ai 400 conclusivi. Ultrasgrif che si lancia in fuga per la vittoria, poi cede di schianto invece Villeroy. Sì, siamo a 200 metri dalla conclusione con Ultrasgrif che ha preso decisamente la meglio, retta d'arrivo Ultrasgrif in vantaggio mentre lotta per il secondo posto tra Severino e Ardimentosa Luis. Ultrasgrif viene a dominare mentre un buon Severino si difende per il secondo posto da Ardimentosa Luis, al quarto Tarek davanti a Zarax. Vittoria quindi per Ultrasgrif, 1:15:1 la media al chilometro per il figlio di Classic Photo, decisamente declassato nella compagnia. Dopo essere stato in pariglia per tutta la corsa è passato ai 400 finali e viene a vincere nettamente il saluto di Andrea Vitagliano per Ultrasgrif, mentre Severino dopo percorso esterno è ancora buon secondo su Ardimentosa Luis e Tarek.